Tu. Allora, gradito ospite, non è mai stato a un angolo di Hot Corner, all'Hot Corner Marco Leonardi. Come stai Ciao, Marco? molto bene, grazie. Tutto bene? Tutto bene, sono molto contento di esserci, quindi bene. Finalmente. Alla Certo. Mostra di Venezia con un film importante come Padre Pio di Abel Ferrara con Shia LaBeouf. Che effetto fa innanzitutto? Sei emozionato? Beh, sai, essere a Ci Venezia si abitua mai? è sempre una grande emozione, una vetrina bellissima, si fanno molti incontri, quindi è sempre molto piacevole. L'ultima volta è stato 3 anni fa col film di Pietro Marcello, Ah, Martin certo. Eden, qualche anno prima con il film di Munzi, Anime Nere, e oggi con il film di Abel Ferrara, come appunto Diciamo che però stavi porti dicendo. sempre qualità sempre bella Sono molto alta, eh? fortunato, sì, Cioè, penso di hai sì, di nominato essere Martin fortunato. Eden, Anime Nere, che poi e questo Padre Pio che a noi è piaciuto molto, tra l'altro. Partiamo da Abel Ferrara. Com'è stato È stare su quel stato, set? è stato tutto molto bello. Intanto io ho già fatto un film con lui, sempre presentato qui a Venezia, dove vinse il premio della critica, che era Mary, con la Binoche. Certo. Ed essere stato chiamato per la seconda volta, come vedi, ho un Beh, è sorriso che un badge d'onore. non posso trattenere. E con Abel si lavora molto bene, la storia è molto, molto interessante, ovviamente si racconta un padre Pio giovane chiuso nel monastero dove cerca un dialogo con Dio, e c'è il diavolo addirittura che si presenta, che cerca di ostacolarlo. Quindi sono due storie, due mondi paralleli. Dall'altra parte, fine della prima guerra mondiale, c'è il rientro dei militari, questo capitano Gerardo, stanco ovviamente della guerra per tutto quello che aveva visto, grandi dolori, perché la guerra questo Certo. comporta. Torna e trova questo gruppo di giovani a urlare per i propri diritti, ed è il socialismo che Che comincia. sarebbero stati i primi semi poi di quello che sarebbe diventato il Esatto, esatto, che fascismo. già c'era stato comunque delle rivoluzioni importanti in Russia, ma lui stesso nel film dice "This is not Russia, this is Italy", cioè questa è l'Italia, non è la Russia, non è che quello che è successo, non è perché È successo là. avete alzato la voce tanto in Russia, lo potete fare qua. E quindi e poi c'è il suo nipote, che in realtà lui aveva pagato gli studi all'università al nipote, e torna e lo trova, e quindi è come se nascesse una sfida all'interno della famiglia. Dici, come proprio tu Che che ti ho mandato a Bologna a studiare, mi torni così. e sei tu a dare voce, no, a questo gruppo, al socialismo. Ma lui è una persona molto egoista, e viene dalle generazioni dove funzionava così, cioè c'erano loro i ricchi E certo, e e gli dovevano altri. sfruttare, e non sia mai, Eh sì, no? altrimenti Che- il loro status sarebbe venuto meno, Esatto, no? esatto. Poi penso pure quello che ho sempre detto ad Abel, ho detto comunque un uomo molto attento, intelligente e astuto, e aveva capito che il socialismo nei comuni intorno stava veramente mettendo delle radici molto più solide. Quindi la paura probabilmente ha fatto scattare in lui questa difesa, quindi chiama l'Arma dei Carabinieri e organizza l'eccidio, Certo questo che sì. famoso eccidio del Sì. 1990, che ci sono stati 15 morti, 80 feriti, ed è molto bello. In realtà sembra anche essere un po' un tuffo nell'anima di ognuno di noi. Dici, ma come, scusa, no, si raccontano due storie, però sì, perché ogni anima, ogni persona ha E questo certo, conflitto tra il bene e il male. esatto, lo yin e lo yang. Ora dipende da noi che scelte fare nella vita, che strada prendere. È vero, Vabbè, è vero. quindi un'altra cosa che mi piace sempre dire è che Dio si manifesta attraverso le persone, lo fa attraverso Padre Pio, ma il diavolo, il maligno, lo fa attraverso Gerardo, che va, Quindi, no? certo, ma con Shia LaBeouf vi siete visti o vi siete Io incrociati? non E ho non avete scene con scene, lui per esatto. niente. Ci siamo presentati, ragazzo molto timido, molto carino. ehm, E, devo dire che quando ho visto il film la prima volta ho Beh, detto, fisicamente è senti, pazzesco. È un qualcosa. attore. È un attore, È un bravo, attore. da pelle È un attore. d'oca. La sua interpretazione
è meraviglioso, non mi stancherò mai di dirlo. Assolutamente. E bravi anche tutti gli Sì, altri, tutti, anche i nostri assolutamente, italiani. No, certo, però lui ovviamente Però fa, è un bravissimo fa più, attore. fa più Sì. notizia, soprattutto per quello. Senti Marco, tu hai lavorato tanti anni, tanti registi, da Tornatore, Avati, Alfonso Arau, insomma ne hai fatti tanti. Da ognuno porti via qualcosa? Chi ti ha insegnato di più? Non so chi mi ha insegnato di più, ogni film ti lascia qualcosa, ogni personaggio ti lascia qualcosa, diciamo è più una catena di montaggio, cioè Cinema Paradiso poi mi ha dato la possibilità di essere conosciuto Certo. nel tutto il mondo, mondo, nel assolutamente. mondo, grazie a Cinema Paradiso è arrivato Alfonso Arago come l'acqua e lì si sono andate a incastrare le cose, no? I ricordi bellissimi per Francesco Rosi su Dimenticare Palermo, Scognizi di Nanni Loi, Grande Nanni Loi. con Pupi Avati, tutti i maestri, io sono veramente grato, sai perché io ho iniziato, avevo 14 anni, ne ho 51 e vedi, iniziare appunto come stavo dicendo, a 14 anni ti trovi a Venezia una volta ancora a presentare comunque un film Di qualità, di sostanza comunque, e sì, di qualità a è una grande felicità e non è scontata questa No, cosa. soprattutto nell'arco di quasi 4 decenni, stiamo parlando del Parliamo 90, di sì. 37 anni di carriera, sì, quindi l'incontro a Los Angeles con Dario Argento, È giusto perché c'è pure la Argento sindrome sì, di Stendhal, dove ho conosciuto Asia, che qui partecipa anche nel film di Abel, insomma. Ma ti rivedi mai? Rivedi mai i tuoi vecchi film o no? Se ti capita. Se mi capita, sì. Cioè, se accendi la C'è TV e stato un passi. momento crescendo che odiavo guardarmi. Sì. Ora sono cresciuto Sei pacificato. sì, ed è giusto vedersi per migliorarsi, per modificarsi, modificare alcune cose. Quindi sì. Ma ce l'hai? Vedo Eh. con molto piacere il film di Risi, Maradona. Quello anche noi lo vediamo, nonostante poi no, perché Che poi ti quello giuro- avevate messo le mani su un... però... Quando poi Marco mi disse, va bene, se ho scelto te per Maradona, nell'arco di quella giornata una grande felicità, poi mi svegliai il giorno dopo, ho detto ok, adesso chi mi aiuta? Il panico, non sapevo cosa fare. Quindi va bene, poi insieme a Marco, lui mi aveva dato una valigetta, una 24 ore, all'epoca c'erano i DVD, no? Per vedere Certo. tutte le sue interviste e ho cominciato a osservarlo come raccontava il pericolo nel senso che una volta non aveva preso il pullman, quello del Sua, Napoli, e lui ha preso la sua Ferrari e quindi era partito qualche ora dopo per arrivare in tempo, insomma racconta in una curva, insomma, quasi fa un incidente ed era divertito. Cioè se io raccontassi una cosa Certo, così, cioè, se l'angoscia. come un po' tutti, quindi ecco la sfumatura di quanto si divertiva di fronte al pericolo, sono piccole cose Sì, che la sfida, il ho confine. provato poi a mettere insieme. Sì, che poi rivisto dopo quella fine che ha fatto il povero Diego, no? Ha avuto io l'ho rivisto dopo la morte, è un film che ha assunto un altro significato anche inevitabilmente. Sì, Perché assolutamente comunque lì sì. era ancora vivo, anzi stava Certo, facendo delle cose, certo. era tutto un altro. Certo. Un altro storia. Senti Marco, per chiudere, che è il tuo mito invece assoluto a livello attoriale? Cioè quello, cioè la Devo foto sul dire, comodino e ti se- svegli? lo dico Vai, senza dai, offendere così. nessuno. No, Danny degli Lewis. che ormai Pare che si sia ritirato. magari ci ripensa, L'adoro. no? Se si annoia ci ripensa. Beh, non è tanto grande, quindi io me No, l'aspetto infatti, un ritorno, ripensamento, un se lo ritorno, chiama. però lui lo... Ma quale? Tutto Però- di lui c'è una parte degli Ma anni no, 90? tutto, tutte le cose che ha fatto, tutti i suoi lavori. Il preferito qual è? Il nome del Il- padre o il petroliere Il o... petroliere è lì, è qualcosa di... Magnifico. No. E mi rendo conto guardando lui quanto sono piccolo, però vabbè. Però insomma invece no, Però guardare vabbè, i miti serve proprio per quello, no? Per Perché poi, rubare, casomai? per tenere il fuoco acceso. No, però va bene, no, è talmente bello vederlo, no? Adesso l'ho detto così a livello come una battuta, però ogni suo movimento, le sue pause, il suo fare poco, ed esce fuori un mondo immenso. I love him. Pazzesco. Allora, aspettiamo poi il Padre Pio in sala. Marco Leonardi, Ok. grazie mille, è stato qua, è sempre un Grazie piacere. a voi, grazie di cuore, Grazie grazie. mille.